Al via la terza corsa dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio per cavalli di categoria CD in 6 dopo i ritiri di Anita Dipa e Brasilia Io. Lo schieramento: 1 Crystal Trio, 2 Bluff dei Greppi, 3 Brigitte Rock, 4 Cruso dei Greppi, 5 Can dei Greppi. In seconda linea 7 Baglio Col. I favori sono per Brigitte Rock, Antonio Di Nardo in sediola numero 4. Macchina che stacca veloce con Bluff dei Greppi, Brigitte Rock che insiste e anche Cruso dei Greppi che poi si accode in terza posizione davanti a Crystal Trio, mentre in scia Brigitte Rock ci va Bluff dei Greppi. Quindi la favorita subito in vantaggio, primi 200 in 15-3, all'esterno avanza Baglio Col e si trascina Can dei Greppi. Lungo la corda seguono sempre Bluff dei Greppi, quindi Cruso dei Greppi e in coda Crystal Trio. Continua a guidare Brigitte Rock dopo 400 in 31,2, Baglio Col gradualmente va ad accompagnare la battistrada. In seconda posizione Bluff dei Greppi, coperto ora da Can dei Greppi, e una terza pariglia è formata da Cruso dei Greppi e Crystal Trio. Corsa tattica fin qui 47,5, i 600 ha cercato di fermare il più possibile Antonio Di Nardo con Brigitte Rock. All'esterno Baglio Col si adegua ovviamente all'andatura, all'esterno c'è anche Can dei Greppi, lungo la corda Bluff dei Greppi, via via gli altri, con una situazione che non cambia nemmeno dopo 800 metri di gara. E il chilometro viene così coperto in un modesto 1:17,3. Ora deve accelerare però Brigitte, perché Baglio Col va al suo attacco con maggior decisione. A contatto cerca di restare Bluff dei Greppi, in vantaggio sempre Brigitte Rock a 400 dal palo, parziale ora in 14,2, ma rimane lì Baglio Col. All'esterno c'è anche Can dei Greppi, poi lungo la corda Bluff dei Greppi, seguito da Cruso dei Greppi, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. In vantaggio si presenta Brigitte Numero Rock. 6, Can dei Greppi, all'esterno ci squalificato. prova comunque Baglio Col ancora, all'interno si lancia Bluff dei Greppi, finale con Brigitte Rock che si salva con di una incollatura su Bluff dei Greppi. Questa almeno è la nostra impressione. Andiamo a rivedere. Al terzo posto dovrebbe essere Baglio Col, 28,2 a chiudere e 1,14,4, scusate, il ragguaglio finale, ma dopo un primo giro davvero molto molto tranquillo. 28,2 però a chiudere. Andiamo a rivedere le immagini ora con Brigitte Rock che salva ancora qualcosa da Bluff dei Greppi, che correndo in scia finisce bene al suo interno. Al terzo un generoso Baglio Col. La vittoria è il raddoppio quindi per Antonio Di Nardo, per conto di Mario Natinchi e della scuderia 30 e 40.